Carissimi amici di Facebook, l'altra volta ero talmente così nervoso, ma nervoso. Questa volta sono più nervoso di prima. Mi ha telefonato mia sorella di Catanzaro, e mi ha detto: caro fratello, se vieni a Catanzaro, domani Franco deve fare gli esami per prendersi la patente. Gli ho detto: cara sorella, se devo venire a Catanzaro e devo fare la stessa figura che ho fatto con tuo nipote che doveva fare il concorso nei carabinieri, guarda che non ci vengo, perché quello mi ha distrutto la vita. Ma no, stai tranquillo caro fratello, che domani Franco farà gli esami per prendersi la patente, così mangiamo tutti insieme, festeggiamo. Va bene, gli ho detto, domattina arrivo a Catanzaro, aspettatemi che io prendo la nave traghetto e vengo subito. Basta, sono partito, mi sono preparata, valigia, zaino, sono partito, sono andato a Catanzaro. Quando mi hanno visto tutti i miei parenti del Catanzaro, mi hanno abbracciato, poi è arrivato mio nipote e mi ha detto: zio, sono contento, così domani sei con me quando dovrò andare a fare gli esami per la patente. Gli ho detto: caro nipote, non mi fare cattiva figura, perché tuo cugino ha dovuto fare il corso per entrare nell'arma di carabinieri, basta la cattiva figura che mi ha fatto fare. Ma no zio, stai tranquillo, va bene, basta arrivare il giorno che dobbiamo fare gli esami per prendersi la patente. C'era la commissione tutta presente, l'hanno fatto sedere, giustamente, come sapete in Calabria, come si dice, senti bello, no? Il mio nipote si è seduto e gli hanno fatto la prima domanda. E la prima domanda che era: che cos'è l'albero motore? E lui cosa gli ha detto? Che è un parente di Pino Silvestri. Ho detto io: ecco, cazzo, stiamo cominciando buoni. Entro DNA, mi sto prendendo la faccia a schiaffi. E ho detto io: e questa è la prima. Poi gli hanno fatto un'altra domanda, gli hanno detto: che cos'è la frizione? E lui gli ha detto che è una lozione per i capelli. Ho detto io: oh mamma mia, stavo cadendo a terra dalla vergogna. Ho detto io: ma qua la situazione è la stessa, il DNA è quello, ma lasciamo stare questo. Poi gli ha detto: caro ragazzo, caro Franco, gli hanno detto, che cos'è la prima e che cos'è la retromarcia? E cosa gli ha detto? Dice: l'ho fatto ieri con mia moglie. Dice: gli ho messo la prima e sono andata avanti, poi non riuscivo a mettere la retromarcia. Dice: cosa è successo? Ho messo incinta mia moglie. Oh, coppole, cazzo, non ci dici sti cosi. Ma lasciamo stare questo. Poi la commissione gli ha detto: ma questo dice è un coglione veramente. Dice: ora gli facciamo una domanda che non c'entra per niente con la patente. Gli hanno detto: senti, caro Franco, che cos'è la VAR? E lui cosa gli ha risposto? La festeggiano il 15 d'agosto a Messina. Guarda, in quel momento lo volevo prendere a schiaffi, ma veramente sei un coglione. E coppole, cazzo, e chi lo sentivo fa un carabiniere non c'era nessuno, e questo patente non c'era, ma non c'ho fortuna con sti nipoti, ma tutti a me mi succedono cose dell'altro mondo, cose grandi e cose mie, ma porca miseria, non ce la faccio più, gliel'avevo detto io a mia sorella.